Oggi si celebra Sant'Abramo. Il nome Abramo ha origine ebraica e significa padre dei popoli. Oggi, 8 ottobre, è il World Octopus Day, cioè la giornata mondiale del polpo. Il nome octopus deriva dal greco e significa 8 piedi. I polpi sono straordinariamente intelligenti e adattabili. Alcuni fossili di polpi risalgono a prima dell'era dei dinosauri e sono noti per essere più antichi della maggior parte delle creature oggi esistenti. Ernie Larson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettronico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26 prima di morire a 86 anni. A eseguire lo straordinario intervento l'8 ottobre del 1958 fu il chirurgo svedese Eki Senning. Fu un momento decisivo nella storia della medicina che aprì la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Ma sapete come funziona la messa a fuoco? Consideriamo una lente, cioè un pezzo di vetro trasparente che sfrutta il fenomeno ottico della rifrazione per modificare la direzione della luce. Ha una superficie curva, quindi i raggi di luce investono la lente con una serie di angoli diversi. Esistono due tipologie di lenti, quella convergente che devia la luce verso l'interno e quella divergente che la diffonde verso l'esterno. Buongiorno ai 12 protagonisti di questa giornata sono la Luna e Mercurio. Mercurio che è entrato in Scorpione e la Luna che si oppone a lui e anche quadra a Giove e a Plutone. Cosa vorrà questa ambiziosa e polemica Luna? Scopriamolo insieme. Ariete. La Luna è proprio transitante nei vostri gradi, la mattinata sarà infatti un po' tesa e questa opposizione con Mercurio e quadratura a Giove e Plutone vi raccomanda di stare bene attenti oggi al lavoro a quello che dite. Toro, per voi la Luna è portatrice di una certa incomunicabilità verbale e di un notevole nervosismo, proprio perché già a metà giornata sarà nei vostri gradi e polemizzerà sia con Mercurio che con Marte, quindi oggi state in campana. Gemelli, i problemi planetari di oggi vi riguardano ben poco, se non fosse che Mercurio, il vostro pianeta, è in Scorpione, un Mercurio quindi più indagatorio, più viscerale e che ricostruisce un po' meglio le sequenze che Urano nei vostri gradi tende a fare diventare un pochino confuse. Cancro, per voi la giornata si apre con una luna molto polemica. La vostra signora oggi non solo ha dei bisticci planetari importanti, ma quadra proprio a Giove che ospitate nei vostri gradi. Oggi è proprio una giornata in cui non è possibile fare dei progetti espansivi e tendete a rimanere un pochettino più sul presente. Leone, la Luna e Mercurio oggi sono veramente un po' problematici e forse oggi sarà un giorno da resa dei conti, ovvero di verbalizzare e di chiarire con alcune persone in team una serie di cose che non vanno. Vergine, per voi è Venere nei vostri gradi ad avere un pochino di problematiche proprio perché si oppone a Nettuno e a Saturno. È una Venere un po' complicata, è una Venere che oggi deve fare i conti con la realtà. I sogni d'amore soprattutto devono un po' atterrare. Bilancia, la vostra giornata oggi è segnata da un Mercurio e un Marte che devono rivedere necessariamente costi, spese e strategie, proprio perché i pianeti non debuttano bene in questa giornata da un punto di vista finanziario, mentre invece in amore siete sempre abbastanza coccolati. Scorpione,
Per voi che siete protagonisti della giornata, Mercurio e la Luna, che bisticciano così anche con Marte, potrebbero essere un po' troppo turbolenti, ma sicuramente vi aiuteranno a vuotare il sacco su una serie di sentimenti e di energie che avevate dentro di voi e che finalmente adesso si liberano. Sagittario, per voi la configurazione planetaria è un po' pensierosa, qualche dubbio, qualche incertezza sul da farsi che risolverete, però parlando e chiarendone con qualcuno che vi darà il consiglio giusto. Capricorno, per voi la configurazione planetaria è comunque vantaggiosa, proprio perché sia la Luna che Mercurio giocheranno a vostro vantaggio e finalmente troverete un accordo in una transazione, in una mediazione dove era veramente difficile trovarlo. Bravi ancora una volta, ma del resto siete gli strateghi dello zodiaco. Acquario, per voi oggi la giornata è un po' urticante proprio perché i pianeti di Scorpione e la Luna che passerà in Toro non saranno particolarmente calmi. Ci pensa però il poderoso trigono di Urano dai gemelli su Plutone nei vostri gradi zodiacali a farvi comunque rimanere resilienti e pieni sempre di grande energia creativa. Pesci, per voi la giornata oggi è molto più che vantaggiosa proprio perché verrete ispirati e verrete comunque presi in considerazione in un discorso molto importante, in un intervento che farete. Le vostre parole oggi valgono oro. Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino d'Ascanio legò il suo nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo. L'ingegnere abruzzese lavorò su alcuni prototipi di macchine volanti che inizialmente riuscivano a staccarsi da terra solo per pochi centimetri e a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Trovate le giuste misure, l'8 ottobre del 1930 testò all'aeroporto di Ciampino il primo elicottero moderno. Fu un trionfo, il velivolo raggiunse i 18 metri d'altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi, coprendo una distanza di oltre 1 chilometro. Oggi parliamo di un modo di dire che ha origini storiche. Si tratta dell'espressione to cut the mustard, letteralmente traducibile con tagliare la senape. Ma per cosa viene utilizzata e perché si parla di senape? Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare ai tempi in cui la senape era una delle colture più importanti e veniva tagliata a mano con le falci, proprio come il mais. Il raccolto poteva crescere fino a quasi 2 metri di altezza e questo era un lavoro molto duro che richiedeva strumenti estremamente affilati. Per questo cut the mustard è rimasto nella storia per indicare che si è svolto davvero un ottimo lavoro. Il matto di oggi è Teruo Nakamura, l'ultimo dei soldati fantasma giapponesi. È passato alla storia per aver vissuto fedelmente da soldato dell'impero per 30 anni, oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale. Rimase a presidiare un'isoletta tagliata fuori da tutto, con l'ordine di difenderla fino alla morte. Fu l'ultimissimo a essere scovato e ad arrendersi. In assenza di nuovi ordini resistette fino all'8 ottobre del 1974. Ci salutiamo con la frase del giorno. La nostra realtà è tragica solo per un quarto, il resto è comico, si può ridere su quasi tutto. E quindi iniziamo questo nuovo giorno che è alle porte proprio all'insegna dell'allegria e della gioia. Io sono felice di darvi appuntamento per domani. Vi aspetto sempre qui. Buona giornata.